Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa su di noi. Ho subito pensato, sarà qualcosa di dolce? Impossibile. Come dico sempre, la cosa più dolce che ti abbia mai detto è chiederti un pezzo di cioccolato. Non che tu sia poi così diversa. Mi è stato chiesto di scrivere 2 righe su di noi, ma non sono abituata a esprimere i miei pensieri e i miei sentimenti. Facciamo finta che la nostra relazione sia un'auto alla quale puoi aggiungere vari optional. Quindi prendi una relazione base e poi aggiungi vari optional. Prendersi per mano, le carezze, le coccole, niente di tutto ciò. Ci siamo accontentati del kit base, il rispetto. Siamo talmente fuori dai canoni che al lavoro, puntando sulla professionalità e il distacco, ogni tanto qualcuno mi chiede informazioni su di te e io gliele do pure. Ti lamenti che non sono dolce, ma in realtà è tutta colpa tua. Io sono cresciuta senza smanceria e quando ho conosciuto te ho capito che forse questo era il mondo normale e non ero l'unica. Realmente sei più orso di me, ma in 10 anni ho imparato a sfruttare questa cosa a mio favore, nel senso, rompi le palle, ma poi ti passa e ti mollo. Nonostante tutto, quando sei di buon umore, per fortuna, a modo tuo, riesci a rendere i momenti indimenticabili. Per non parlare di quanto sei bella quando andiamo a cena fuori. Indossi la tua tuta ginnastica elegante e le Reebok Nano X da sera. Con quel trucco da massimo 2 minuti e via, si esce. Accontentati di questo giorno perché sarà l'unico dove mi vedrai vestita così, truccata e pettinata. Potrei dire che stai sposando un'altra perché non sembrerò nemmeno io.